Benvenuti. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato il tema dell'avversità dell'ulivo. Oggi parleremo della resistenza genetica che le piante d'ulivo delle diverse cultivar offrono nei confronti degli stress biotici e abiotici. Sono in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Dottor Iannotta, intanto vogliamo distinguere quali sono questi stress e come effettivamente reagiscono le piante a questi attacchi e soprattutto esse dispongono di un sistema immunitario come nelle specie animali? Allora, cominciamo dall'ultima domanda. Diciamo subito che gli esseri viventi appartenenti al mondo vegetale non hanno un sistema immunitario come quello del regno animale, ossia non esiste un meccanismo antigene anticorpi proprio di ogni individuo in risposta, diciamo, ad attacchi parassitari, soprattutto microrganismi. E questo malgrado ci sia un ricercatore in Italia molto quotato, molto valente, dell'Università di Firenze, il quale in questi ultimi tempi ha fatto qualche pubblicazione sostenendo che anche le piante potrebbero avere un sistema immunitario proprio. In realtà non è così, tuttavia c'è da dire che le piante reagiscono agli attacchi parassitari, non rimangono inermi di fronte a questi attacchi e hanno una reazione che però non è di tipo immunitario, è una reazione, diciamo, più che altro biochimica, nel senso che la pianta è in grado di mobilitare alcune sostanze particolarmente importanti nel contenimento degli attacchi di questi parassiti e li porta nel punto di ingiuria in risposta, diciamo, all'attacco parassitario. Quindi, diciamo, una difesa ce l'hanno, oltre che una dotazione propria che è la resistenza genetica vera e propria, di cui poi oggi anche parleremo, che è una resistenza legata al genoma di ogni singolo genotipo e quindi come tale, diciamo, sono più suscettibili o meno suscettibili rispetto ai vari parassiti, ai vari attacchi parassitari e anche quelli non parassitari, perché abbiamo parlato di stress biotici e abiotici. Allora, rispondendo a questa domanda, vediamo un po' quali sono gli stress biotici e quali quelli abiotici. Prego il regista di mandare alla prima diapositiva nella quale praticamente è sintetizzata questa distinzione. Vedete a sinistra ci sono tutti gli stress biotici che sono rappresentati dai funghi, dai batteri, dai virus, dai fitoplasmi, dai nematodi e a destra invece vedete quelli che sono gli stress abiotici, che sono legati a quelli da carenza idrica, quelli da freddo. Da freddo poi li distinguiamo in due modi, oltre che naturalmente ad altri sistemi, ad altri tipi di stress abiotici, come per esempio quello della salinità o altri tipi. Gli attacchi parassitari entomatici, quali sono quelli più importanti e studiati? Diciamo che noi che ci occupiamo di olivicoltura e di olivo, l'obiettivo principale nostro è stato quello di studiare la reazione delle piante agli attacchi della mosca delle olive, che è, diciamo, come abbiamo già detto, il parassita più importante dell'ecosistema oliveto. Prego della diapositiva, è, diciamo, responsabile di molti danni perché, come si vede nella diapositiva, queste punture della mosca poi attraverso la deposizione dell'uovo e la nascita delle larve creano, diciamo, una situazione drammatica all'interno della polpa. In merito a questa suscettibilità ci sono diverse cultivar che sono più suscettibili e altre che sono meno suscettibili. Comunque sia, in entrambi i casi io vorrei parlare di una reazione che la pianta ha nei confronti di questo attacco, perché è stata effettivamente molto studiata questa cosa e da cui poi ne sono discese molte conoscenze per le quali oggi noi poi nella parte agronomica riusciamo a distinguere. Ecco, se adesso il regista ci manda la prossima diapositiva, noi potremo vedere, diciamo, una immagine in cui compare tutta quella parte bianca che è l'ingiuria
dovuta alla puntura della mosca, cioè il foro di entrata sull'epidermide. Naturalmente è vista molto ingrandita al microscopio. Tutto intorno vedete delle cellule, tutte quelle piccole caselline sono delle cellule. Le cellule che appaiono in blu sono quelle che sono state colorate con glutitoloidina e indicano una maggiore presenza di sostanze fenoliche. Questo che vuol dire? Vuol dire che la pianta, in successione alla ovideposizione, quindi all'apertura del foro, ha reagito mobilitando tutte le proprie sostanze fenoliche nelle cellule che sono tutte intorno al foro. E questo è, diciamo, una forma di difesa, che è molto importante perché poi queste sostanze fenoliche, essendo loro i metaboliti della molecola primaria che è l'oleuropeina, la quale oleuropeina si trova in quantità variabili nelle diverse cultivar, allora da quello poi discende la classificazione fra cultivar più suscettibili e cultivar meno suscettibili, oltre naturalmente a indicare questa fase di fisiologia, chiamiamola così, reattiva da parte della pianta, nella quale praticamente si difende da questi attacchi. Quindi esistono cultivar più resistenti e cultivar meno resistenti agli attacchi di mosca. Questo parassita è stato molto studiato negli anni e infatti se noi vediamo nella prossima diapositiva, vediamo quali sono le cultivar che sono più resistenti. Vedete per esempio la barba di Tirana, la Gentili di Chieti, ci sono diverse cultivar che sono molto poco suscettibili in relazione ad altre che invece sono molto suscettibili, tra cui molte cultivar calabresi, tra cui la Calorea, che è una, diciamo, delle più importanti, che purtroppo dobbiamo annoverare fra quelle più suscettibili e quindi più attaccate dalla mosca. Più attaccate dalla mosca significa poi molti danni sul piano quantitativo, molti sul piano qualitativo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e quindi sono cose che noi attraverso queste scelte sulla resistenza genetica e quindi sulla scelta delle cultivar nel momento in cui noi andiamo a fare gli impianti di olivo, riusciamo, diciamo, a mantenere gli attacchi entro limiti sopportabili senza ricorrere a trattamenti chimici che poi a loro volta lasciano residui indesiderabili, eccetera, eccetera, e quindi alterano la qualità dell'olio. Quindi nel campo endomatico direi che anche altri studi sono stati fatti su insetti minori, ma comunque hanno una importanza relativa, marginale rispetto a quella della mosca delle olive, che rimane il fitofago chiave di tutto l'ecosistema olivo. Poi c'è tutta la serie di altri parassiti per i quali, diciamo, esiste sempre un discorso di resistenza e uno di suscettibilità. Bene, e a proposito delle fitopatologie, come si comportano le piante? Dunque, nei confronti delle malattie, quindi di funghi e di batteri soprattutto, perché per i virus non ci sono problemi, perché gli attacchi di virus sono molto molto insignificanti dal punto di vista del danno e quindi vengono totalmente trascurati, così come quelli anche dei fitoplasmi, mentre i nematodi, che sono, diciamo, degli organismi tellurici che vivono nel terreno, devono essere trattati appositamente per loro. Per quanto riguarda invece funghi e batteri, la più importante fra le malattie fungine abbiamo visto quando ne abbiamo parlato, che è l'occhio di pavone. Nei confronti dell'occhio di pavone si verifica lo stesso meccanismo fisiologico che abbiamo descritto per la mosca, ossia c'è la mobilitazione da parte della pianta nei confronti di questo attacco fungino, in questi casi quei cerchi concentrici che noi ben conosciamo, nei confronti della quale la pianta reagisce e, mobilitando queste sostanze fenoliche, cerca di bloccare lo sviluppo del micelio e quindi, diciamo, l'ingrandirsi del fungo e la creazione dei danni. In questo caso sono danni da filloptosi, cioè da defoliazione delle piante, più o meno gravi, fino ad arrivare addirittura al disseccamento delle piante e delle morti. Se vediamo la diapositiva, lì sono sintetizzati, diciamo, i genotipi più suscettibili all'occhio di pavone e quelli meno suscettibili. Quello che vedete in rosso sono quelli più suscettibili, quelli
in verde sono i meno suscettibili. Curiosamente c'è un parallelo fra le malattie fungine e la mosca delle olive proprio per quel meccanismo che dicevamo di mobilitazione delle sostanze fenoliche, quindi praticamente di un messaggio chimico che la pianta manda nei confronti dell'attacco, per cui poi alla fine, se noi andiamo a vedere, molte cultivar suscettibili all'occhio di pavone sono poi suscettibili anche alla mosca, e questo in relazione a questo meccanismo. Il meccanismo invece che riguarda gli attacchi batterici è diverso, perché gli attacchi batterici, noi fra questi il più studiato naturalmente è la rogna dell'olivo. Preghiamo il regista di mandare la diapositiva prossima, in cui vengono rappresentati i genotipi, diciamo, più o meno resistenti alla rogna dell'olivo. La rogna dell'olivo, Pseudomonas savastanoide, è il batterio patogeno che attacca l'olivo, e in questo caso, diciamo, il grado di resistenza di una pianta o di una cultivar dipende dalla resistenza al freddo, perché questi batteri hanno bisogno di incunearsi nei tessuti, di entrare. Allora, se l'epidermide della pianta è integra e sana, loro trovano molto difficoltà ad entrare. Mentre invece se ci sono delle lesioni dovute al freddo, che accadono spesso, diciamo, soprattutto sui tronchi, sulla corteccia dei tronchi e dei rami, allora si insinuano questi batteri, si colonizzano tra di loro, si riproducono, creano dei tubercoli, che sono quei tubercoli che noi ben conosciamo e che abbiamo visto durante la rassegna delle malattie crittogamiche, e quindi si creano e si dà luogo a questa malattia. Diciamo che è una malattia dal punto di vista economico non molto grave, tuttavia è molto brutta dal punto di vista estetico, e quindi, diciamo, poi è sempre bene che le piante siano completamente sane e non ci siano questi attacchi. Anche in questo caso, vedete, ci sono dei genotipi più suscettibili e degli altri meno suscettibili alla rogna, che praticamente ci guidano nel momento in cui dobbiamo scegliere le cultivar con cui fare le nostre piantagioni. Ultima domanda. Quali sono gli stress abiotici più importanti nell'ulivo e quali meccanismi utilizzano le piante per difendersi? Allora, questa è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità di spiegare alcune cose che sono bellissime nella fisiologia delle piante, quindi nella botanica. Le piante, i danni principali vengono fatti dal freddo. I danni da freddo sono conseguenti all'abbassamento delle temperature, per cui, diciamo, i liquidi intracellulari si ghiacciano, aumentano di volume e finiscono per rompere le pareti cellulari, creando dei danni. Ora, questo, diciamo, durante l'inverno bisogna che si raggiungano temperature molto molto basse, perché la concentrazione in sali di questi liquidi cellulari è abbastanza elevata, quindi bisogna andare su temperature a meno 6, a meno 7 o anche di più. E quindi questa è la difesa della pianta che fa nei confronti del freddo invernale, cioè espelle l'acqua all'interno delle cellule, la invia negli spazi intercellulari, aumenta la concentrazione del liquido intracellulare e resiste al freddo. Diverso invece è il danno nel freddo primaverile, quando invece le piante sono già reidratate, cioè quei liquidi che stavano durante l'inverno negli spazi intercellulari vengono riassorbiti per osmosi all'interno delle cellule, e quindi praticamente si offrono a questo punto debole, diciamo, che è quello del congelamento e quindi dell'ingrandimento del volume del liquido cellulare con rottura delle membrane. Nella diapositiva vediamo quali sono quelle più o meno resistenti al freddo, e poi esistono altri stress abiotici. Adesso purtroppo non abbiamo il tempo, ma a cominciare di quelli della carenza idrica, che provoca accartocciamento delle foglie e provoca, diciamo, anche in questo caso gravi squilibri fisiologici, per cui poi esiste tutta una defogliazione, così come anche la resistenza alla salinità. Quando si usano acque salmastre per irrigare le piante d'olivo si creano dei danni di tossicità che in alcuni casi sono intollerabili. Grazie come sempre al dottor Iannotta, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Agricoltura.
Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura rivolta agli agricoltori e al mondo dell'agroalimentare calabrese. Oggi, nell'ambito delle informazioni che riguardano le possibilità per tutte le aziende, non solo quelle agricole, incontriamo il dottor Luca Lucia, che è il responsabile regionale di Federterziario, che è poi la casa madre di Federterziaria Agricoltura, proprio per approfondire quelli che sono i temi che riguardano in generale le aziende, gli incentivi e le possibilità di assistenza per quanto riguarda il mondo imprenditoriale calabrese. Benvenuto dottore Lucia, e allora, Grazie, visto che magari i nostri telespettatori stanno imparando a conoscere Federterziaria Agricoltura ma ancora non conoscono bene Federterziario, cos'è Federterziario e cosa si occupa? Diciamo che è una realtà che forse in Calabria si sta affermando da poco ma che già esiste da diverso tempo. Beh sì, Federterziario da poco sono stati festeggiati 25 anni di attività in Italia, è un'associazione di categoria, un'associazione quindi datoriale che accorpa imprese e datori di lavoro, che in Italia vanta poco più di 100.000 aziende. È un'associazione della quale sono davvero contento di appartenere, perché rappresenta le aziende e soprattutto abbiamo degli accordi collettivi. Per esempio Federterziario in Italia è firmataria di 21 contratti collettivi nazionali che variano dalle diverse categorie, dalla scuola all'agricoltura, all'artigianato, al commercio e così via. Noi sotto questo aspetto quindi rappresentiamo le aziende anche dal punto di vista sindacale, tant'è che molte aziende si rivolgono a noi anche quando sono in difficoltà, perché possiamo stipulare anche degli accordi di secondo livello che consentono di risparmiare anche fino al 20% sul costo del lavoro. In un periodo di Covid, proprio il discorso della contrattazione di secondo livello può essere diciamo, un incentivo e un punto di incontro fra il datore di lavoro e il lavoratore. Proprio sulla contrattazione di secondo livello come si pone Federterziario? Beh, nel periodo del Covid siamo stati davvero vicinissimi alle aziende, in tutti i modi, anche a volte quando mancavano le mascherine, regalando le mascherine alle nostre imprese, però soprattutto dal punto di vista della contrattazione abbiamo favorito la cassa integrazione, che sia in deroga, che sia straordinaria e così via, abbiamo favorito questi accordi. I tempi che ci aspettano purtroppo non sono così positivi, almeno secondo il mio punto di vista, perché ci sarà un periodo di crisi e le imprese avranno bisogno anche di prendere degli accordi per evitare licenziamenti, per evitare perdita di posti di lavoro. Ci sarà bisogno di questi accordi e Federterziario sarà lì in prima linea nel contemperare le diverse esigenze fra il datore di lavoro e il lavoratore. Certo, soprattutto quello che per esperienza diretta, diciamo, Federterziario è una di quelle associazioni di categoria molto dinamica anche dal punto di vista dei servizi. Noi per quanto riguarda l'agricoltura siamo nati all'interno di Federterziario, ma soprattutto siamo partiti con quello che è il discorso dei fondi interprofessionali, che spesso sono poco conosciuti, erano già quasi misconosciuti alle aziende agricole, ma anche poco conosciute dalle aziende in generale, perché offrono soprattutto in un periodo in cui c'è da collocare un prodotto, un servizio sul mercato, la possibilità di avere delle certificazioni che sono obbligatorie per legge o comunque diventano obbligatorie nel momento in cui lo richiede il cliente dell'azienda per poter ottenere quel determinato prodotto, quel determinato servizio. E proprio sui fondi interprofessionali a questo punto approfondiamo questo argomento. Come funziona il sistema dei fondi interprofessionali e come interviene in questo caso Federterziario per le aziende che sono associate a Federterziario e a Federterziaria Agricoltura, ovviamente? I fondi interprofessionali sono dei fondi costituiti, diciamo, in maniera bilaterale tra un'associazione datoriale e un sindacato lavoratori. Raccolgono dei fondi versati da parte delle imprese che hanno dei dipendenti. Nel pagare i contributi INPS versano anche una piccola quota per la formazione. I fondi interprofessionali intercettano queste somme che sono già pagate dalle imprese. Quindi non è un'aggiunta, su quei contributi c'è una somma che viene comunque destinata, cioè se io sono un'azienda e devo pagare, che so, 1.000 euro di contributi EMENS, non devo pagare 1.000 più, da quei 1.000 euro che comunque mi tratterrà l'INPS, una quota l'INPS la destina a questi fondi, se non ho capito male. Sì, l'INPS destina una piccola quota ai fondi interprofessionali, inserendo il codice del nostro fondo. Che cosa fa l'INPS? I soldi che già l'impresa comunque versa regolarmente, invece di trattenerli,
e spesso non vengono usati poi dall'INPS per la formazione, li eroga al nostro fondo. Noi tramite questi fondi che intercettiamo da parte dell'INPS possiamo erogare formazione gratuita ai dipendenti delle nostre imprese. E oggi siamo anche in un periodo storico in cui la formazione è al primo posto, tant'è che anche noi qui a Cosenza stiamo costituendo il nostro centro studi e formazione che fra poco dovrebbe partire. Questo perché già stiamo erogando dei corsi gratuiti alle imprese che devono formare i loro lavoratori per la sicurezza, per la privacy, per l'antiriciclaggio, ma anche una formazione specifica per l'azienda. Mi piace sempre fare l'esempio dell'impresa che magari vuole lanciarsi su un mercato estero e vuole fare un corso di lingua inglese piuttosto che un'altra lingua ai propri lavoratori. Il fondo può anche erogare questo tipo di corsi. L'erogazione di questi corsi è completamente gratuita per l'impresa. L'impresa compartecipa in un solo modo, perché il lavoratore viene formato durante le ore di lavoro. Sì. E quindi questo è l'unico modo in cui l'impresa partecipa. Questo diciamo, è un punto di forza soprattutto per le aziende, nell'esempio che lei ha portato, soprattutto perché in questo caso si commisura quella che è l'esigenza dell'azienda, quindi è un corso, e si sgrava l'azienda di quello che invece dovrebbe essere un costo da questo punto di vista. Quindi può essere uno strumento molto interessante per le nostre aziende. Io penso, per quanto riguarda il nostro ambito, e qui lo restringo un attimo, quello dell'agricoltura, soprattutto per chi ha bisogno di formazione per quanto riguarda, pongo un esempio banale, chi è in biologico e ha degli accordi commerciali col Global Gap, oppure degli accordi commerciali che riguardano le certificazioni, e quindi in quel caso si può intervenire col fondo per formare una parte del personale, pensiamo o a un responsabile amministrativo o a un semplice dipendente addetto allo smistamento delle merci, o ancora a un commerciale, qui ritorniamo al discorso delle lingue, per poter avere un valore aggiunto a costo zero sostanzialmente. Proprio sì. In virtù di questa dinamicità ci sono molti altri servizi, certo non abbiamo la possibilità di fare un quadro esaustivo, però come Federterziario dell'Agricoltura e anche come informazione a noi interessa far capire ai nostri ascoltatori quali sono le altre opportunità, cosa bolle in pentola all'interno di Federterziario in questo momento. Voglio fare una piccola carrellata anche di quelli che sono i servizi che già sono attivi. Noi per esempio stiamo operando già da tempo a favore degli imprenditori e ci affianchiamo ai consulenti degli imprenditori, perché spesso l'imprenditore, almeno nella nostra realtà, ha una figura fissa di riferimento che è il proprio consulente o il proprio commercialista, no? Però servizi come la sicurezza, lo sportello digitale, la possibilità di formare nuovi dipendenti tramite tirocini e così via, non sempre il commercialista ha il tempo o le capacità di poterlo fare. E noi seguiamo le imprese sotto questo aspetto. Con il nostro sportello digitale noi siamo uno sportello Consip ufficiale, quindi operiamo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per conto delle imprese. In più che cosa facciamo? Le seguiamo sotto tanti altri aspetti, per esempio la formazione di futuri dipendenti tramite tirocini diciamo extracurriculari, oppure tramite tirocini garanzia giovani che sono anche finanziati, l'accompagnamento al lavoro, forniamo servizi per il lavoro, forniamo alle imprese servizi sulla sicurezza, e la sicurezza, come dicevo prima, è fatta molto di formazione, per cui abbinando le nostre convenzioni con i nostri ingegneri alla formazione gratuita tramite il fondo, il costo della sicurezza si riduce quasi a zero. La stessa cosa facciamo per norme ultime come quelle sulla privacy o sull'antiriciclaggio, che richiedono proprio formazione da parte dei dipendenti. Un'ultima cosa sulle nuove imprese, perché c'era quel discorso, perché per esempio noi abbiamo un progetto con l'Ente Nazionale Microcredito che viene denominato ISI Startup, e c'è anche ISI Startup Professioni. Un futuro nuovo imprenditore, quindi un giovane che volesse affacciarsi al mondo del lavoro, può essere formato gratuitamente e accedere gratuitamente poi a un prestito a tasso zero che restituirà in 8 anni, e nei primi 2 anni addirittura senza nessuna restituzione, e il tutto tramite Federterziario, quindi tramite il nostro sportello. Sì, e noi proprio su questo, anche sul discorso nuove imprese, IS Startup eccetera, abbiamo dedicato già sia uno speciale, sia presto avremo anche la possibilità di interfacciarci con il microcredito, proprio per creare una sinergia che passa
e dal discorso della federazione, quindi di Federterziario, insieme ai consulenti che seguono questo tipo di operazioni, per poter offrire e far toccare anche con mano attraverso quella che è la nostra attività di informazione, quelle che sono le possibilità per le nostre imprese e per i nostri giovani. Beh, io con questo chiudo questa puntata di Coltiviamo Futuro e mi preme ringraziare per aver accettato l'invito il dottor Luca Lucia e vi do appuntamento alla prossima puntata.